Un gioco erotico finito male o un malore durante il rapporto sessuale. Per uno di questi motivi sarebbe morta, secondo le ipotesi avanzate dai carabinieri, la prostituta 21enne nigeriana Nick Favour-Adunekl, trovata carbonizzata lo scorso 21 dicembre nelle campagne di Misil Mary in contrada Marraffa, e l'uomo che era con lei, invece di soccorrerla, avrebbe cercato di occultare il cadavere dandogli fuoco, abbandonandolo ai margini di una strada trasformata in discarica. I militari del gruppo di Palermo, coordinati dal colonnello Giuseppe De Riggi, hanno risolto l'omicidio di Natale, arrestando il presunto assassino, Giuseppe Pizzo, 58 anni, un operaio edile di Belmonte Mezzagno che, secondo le indagini dei carabinieri, è stato l'ultimo cliente della nigeriana la sera della sua scomparsa il 15 dicembre. Pizzo, sposato e padre di 2 figli, è stato arrestato e accompagnato in carcere su disposizione del GIP Stefania Galli del Tribunale di Termini Imerese. A richiedere la custodia cautelare in carcere sono stati i magistrati Alfredo Morvillo e Antonia Pavan. L'accusato si è chiuso in un silenzio impenetrabile. Diversi gli indizi che hanno condotto gli investigatori a Pizzo, innanzitutto l'auto indicata ai carabinieri da alcune prostitute colleghe di Nike e sulla quale la vittima è salita alla Favorita. Modello e colore corrispondono a quella di Pizzo, un pick-up nero. I carabinieri hanno anche ricollegato al territorio una storia nella quale anni prima era stato coinvolto proprio Pizzo, che vicino al luogo del ritrovamento del cadavere ha un casolare. L'operaio nel 2001 era stato accusato di rapina nei confronti di una prostituta nigeriana che aveva contattato la Favorita e aveva portato nel casolare, ma poi era stato assolto. All'interno della macchina gli investigatori hanno rilevato una macchia di sangue che gli esami di laboratorio hanno ricondotto al DNA della vittima. Nel villino c'era una pianta di papiro i cui resti si trovavano anche accanto al cadavere carbonizzato. Anche le tracce delle zolle del terreno intorno al villino sono state prelevate da sotto le scarpe che indossava la donna.